Oggi il complesso di Villa Guidini è un vivace polo culturale dove si intersecano diversi soggetti. Della villa abbiamo già parlato e nella barchessa della villa nel 2004 sono stati ricavati l'auditorium a teatro e la biblioteca comunale. L'auditorium è stato intitolato allo scrittore trevigiano Giovanni Comisso, che acquistò una casa di campagna proprio qui vicino, che descrisse nel libro La mia casa di campagna, mentre la biblioteca è stata intitolata allo storico veneziano Gaetano Cozzi. E la biblioteca comunale è molto frequentata dalla popolazione di Zero Branco e non solo, ed è sempre stato negli anni un servizio in crescita, e basti pensare che anche tra il 2022 e il 2023 c'è stato un incremento di 2000 prestiti, che per una biblioteca delle dimensioni della nostra, insomma, è un bel traguardo. E la biblioteca è molto frequentata da tutte le tipologie, tutte le diverse età, ma soprattutto da bambini e famiglie, e questo grazie a un consolidato rapporto con la scuola di Zero Branco, che è stato curato negli anni e che appunto noi creiamo un calendario di visite in biblioteca delle classi che poi sfocia nella mostra del libro nei mesi finali della scuola. E il teatro è sede di numerosi eventi e manifestazioni, in primis la stagione teatrale che da novembre ad aprile porta sul nostro palcoscenico anche nomi importanti. Negli anni abbiamo avuto il piacere di ospitare Simone Cristicchi, Marco Paolini, Lella Costa, Deborah Villa e anche altri nomi meno conosciuti ma altrettanto interessanti. Oltre appunto alla villa, al teatro e alla biblioteca, Villa Guidini ha il piacere di avere un bellissimo parco, un parco storico che è nato ovviamente con la villa e rispecchia quelle caratteristiche del parco della Villa Veneta, quindi tardo ottocentesco romantico, e ospita più di 100 specie arboree, delle quali una parte sono autoctone ma una parte sono esotiche. Infatti questo rispecchia l'abitudine dei nobili di ornare i propri parchi con delle piante esotiche e quindi più rare. Proprio qui di fronte alla villa abbiamo le palme a testimoniare questa moda di quegli anni. E il parco di Villa Guidini inoltre ha un bellissimo viale alberato in cui si alternano le piante di ginkgo biloba e liquidambar, per cui nel periodo autunnale si crea questo corridoio di colori che viene ovviamente visitato e fotografato da moltissime persone. E una curiosità su Villa Guidini, o meglio dire un tratto caratteristico, sono i suoi abitanti, che oltre alle persone sono i pavoni. I pavoni sono da sempre nella villa e quindi accompagnano sia da un punto di vista estetico questo luogo già meraviglioso, ma anche da un punto di vista sonoro, perché spesso quando organizziamo eventi, soprattutto all'aperto, accompagnano le note musicali o la voce narrante degli attori con dei suoni non direi bellissimi, ma comunque caratteristici della loro specie.